Lorenza Ioan, facciamo un po' il punto con lei per quanto riguarda la situazione politica in Friuli Venezia Giulia. Sappiamo che lei è un esponente di Forza Italia in provincia di Udine e possiamo dirlo anche a livello regionale. I politici in questi casi quando non comandano danno sempre la colpa a chi comanda, mentre quando comandano danno la colpa a chi non comanda. Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha. Lei cosa ci risponde? Allora, innanzitutto preciso che io non ho il potere, bensì ho una grande passione che è quella della politica e giustamente come lei ha detto in Forza Italia trovo la mia casa politica. Beh, certo, l'essenza della politica, come sempre sostenuto, è quella di fare, indipendentemente che tu sia al governo o all'opposizione, non devi scaricare le colpe sugli altri, bensì fare qualcosa. Fare qualcosa non è sempre facile perché a volte mancano i mezzi, a volte mancano le possibilità, però insomma si cerca di fare il più possibile. Ora come ora diciamo che la politica in generale deve rivedere un po' le sue priorità. Quali sono? Le sue priorità devono essere quelle che chiedono i cittadini. Ma cosa chiedono di preciso i cittadini? Allora, io non mi permetto di toccare il punto di vista nazionale, lo lascio a chi di competenza. Certamente sul territorio si richiede maggiore considerazione a livello proprio di italiani nel senso di gente onesta, cittadini che pagano le tasse, che non hanno i diritti, cioè o meno li hanno ma non riescono a farli valere e quindi ad essere contenti e soddisfatti e ad avere fiducia nella politica. Senta, ma la strana sensazione è che i politici di oggi, quelli in 2.0, molto mediatici, no? Come si dice in questi casi, o come dicono i tecnici, non riescano a contare da 1 a 10. Sono d'accordo, a volte anche non riescono a contare da 1 a 5 e questo è un problema a livello di partito perché il partito comunque è comunità, non è individualità, è un problema anche poi di credibilità perché si rischiano magari degli sproloqui o di affermare qualcosa che potrebbe essere anche travisato da chi lo riceve, no? E questo sicuramente a livello di comunicazione non giova. Senta, è un punto, diciamo così, di svolta per far capire esattamente perché la gente non è più interessata alla politica, questo? Sicuramente c'è un punto di svolta generale, ma anche all'interno dei diversi partiti. Basta vedere anche i nuovi leader emergenti, sono tutti per fortuna diversi nel bene e nel male, nei diversi orientamenti politici rispetto ai vecchi politici e alla vecchia mentalità. Quindi sicuramente un punto di svolta c'è e ci deve essere. Negli ultimi periodi è tornata di moda il vintage, no? È tornato di moda il vintage. Dunque questo può essere applicato di nuovo alla politica? Beh, sicuramente la politica non può prescindere dalla sua storia, la vogliamo chiamare vintage, il concetto è che ognuno di noi ha delle radici dalle quali partire e poi evolversi, insomma. Però pare che qualcuno le radici le perda, no? Pare di sì, però questo è un fatto grave secondo me. Lorenza Ioan, lei domani diventa sindaco di Udine. Quali sono i suoi primi 100 giorni? I miei primi 100 giorni, beh, innanzitutto sindaco è una bella responsabilità. Insomma, penso che lei ambisce, no? Ambisca a fare il salto di qualità. Beh, più che salto di qualità, sì, a mettermi a disposizione al 100% tra la mia gente, appunto. Beh, i miei primi 100 giorni sicuramente rivedere la priorità dei miei cittadini, come ho detto prima, a livello di diritti e a livello proprio di sentirsi udinesi e non più udinesi di serie B, come ci sentiamo un po', mi sento anch'io. Dunque lei potrebbe candidarsi nel 2018? Tutto è possibile. Chiudiamo con la famiglia. Lei tra l'altro è una giovane mamma di un bellissimo bambino che si chiama Riccardo, non a caso. Il nome è tutto un programma, come si dice. Senta, ecco, oggi come oggi la priorità delle famiglie. Lei che tra l'altro è una giovane mamma. La priorità delle famiglie è essere tutelate dallo Stato, ma anche a livello economico, passatemi così la franchezza. Io percepisco in maternità, in congedo parentale, 14 euro al giorno. Quanto percepisce un extracomunitario non cittadino che non paga le tasse? E con questo la ringraziamo del suo intervento e le auguriamo insomma una buona giornata e un buon proseguimento anche nella sua attività. Grazie a voi, buona giornata. Bene.